Buongiorno a tutti ragazzi, un'altra scoperta molto particolare, hanno scoperto un minerale mai visto prima, quindi lo considerano per gli esperti giustamente un minerale alieno, che in natura perlomeno all'interno di un meteorite che è stato trovato tanti anni fa, quindi non si parla di adesso ragazzi, quindi avevano questo sasso di 210 grammi e solo ora hanno scoperto in effetti che dentro ci sta un, diciamo, una sostanza che, un minerale che non esiste, cioè sulla Terra non ci sta. Quindi lo definiscono un minerale alieno. Vabbè, questo oramai non si capisce più nulla, Michele, quindi l'unica forma nota è la sua controparte sintetica ottenuta durante il processo di fusione del ferro. Quindi per la prima volta l'ha pubblicata l'American Mineralogist dell'istituto del California Institute of Technology. Quindi questa è una serie di ricerche, pensate un po' ragazzi, del 1951 fino ad oggi. Cioè questo sasso era integro, poi man mano si è fatto un pochino e hanno analizzato l'interno di questo sassolino, chiamiamolo così, e hanno scoperto che ci sta dentro un minerale che non conosciamo, quindi una cosa che non esiste perlomeno diciamo sulla Terra, non ci sta. Quindi l'origine del minerale alieno è ancora diciamo una seconda, una prima ipotesi, potrebbe essersi formato in condizioni di temperatura e pressione estreme all'interno del cuore di un antico pianeta. Pensate un poco, cioè un pianeta che milioni di anni fa si è rotto, si era creato dentro, poi un pezzettino è arrivato sulla Terra nel 1951, dopo tanti anni hanno scoperto che dentro questo sassolino, chiamiamolo 210 grammi, ci sta un minerale che non esiste in natura, perlomeno qua sulla Terra. Quindi si pensa che poi sia stata distrutta dalla collisione di un corpo celeste e poi questo sasso è caduto in Australia, in effetti, l'hanno trovato lì, in effetti. Quindi diciamo che non sanno che cos'è, stiamo proprio messi bene, ragazzi, quindi qui peggioriamo sempre di più. Quindi l'hanno tenuto per tanti anni e non sapevano che dentro ci stava una cosa aliena, chiamiamolo così, pensiamo un po'. Quindi stanno adesso facendo ricerche su ricerche, però no, non lo sanno che cosa può essere. Loro non, giustamente non è classificato nei minerali, eppure ce ne stanno, diciamo, più o meno 600.000 minerali sono stati scoperti fino ad oggi e questo minerale qui non ci sta in questi 600.000. Pensate un poco, vedi quante ce ne sono in natura. Ci sono 600.000 minerali e questo qua non sta, eh no, ma è normale che non si sbilanciano più di tanto, che possono dire? Loro la prima ipotesi hanno detto forse proviene dallo spazio, si è rotto un pianeta e diciamo che è stato trovato un minerale dentro un sasso, diciamo un piccolo frammento di asteroide caduto tanti anni fa. Solo oggi si sono accorti che dentro ci sta un minerale alieno, cioè sconosciuto, cioè che non esiste sulla Terra, cioè tutta la Terra oppure sulla Luna e in altri pianeti questo minerale non esiste. Al di fuori del nostro pianeta, non è neanche della Luna, sai, di un altro pianeta, quindi non esiste la classificazione perché in effetti noi abbiamo fatto anche la classificazione mineraria della Luna, di Marte, diciamo di questi pianeti dove i rover e tutti gli altri sono andati, quindi diciamo che il centro spaziale della NASA e della ESA tengono un laboratorio di tutti i minerali del mondo, compresi quelli che poi sono andati a prendere sulla Luna oppure su Marte o qualche altro asteroide che hanno preso. Però questo minerale che è uscito da questo
l'hanno chiamato Ed Scottite perché chi l'ha trovato si chiamava in effetti così, in effetti l'hanno dedicato a questo qua che lo trovò in effetti all'epoca. È conservato, diciamo, un pezzettino nel museo di Victoria in Australia, mentre un pezzettino sta analizzando, stanno cercando di capire che cosa possa essere. In effetti, purtroppo, fino ad oggi questo minerale non esiste sulla Terra, né su Marte né sulla Luna, quindi non proviene perlomeno da queste parti qua. Quindi perciò l'hanno chiamato Ed, Ed Scottite, perché qui quello che l'ha scoperto questo meteorite si chiamava Edward Scott ed era dell'Università delle Hawaii, in effetti lavorava lì. Quindi non sappiamo che cos'è. L'altra volta che abbiamo visto, ragazzi, quella sostanza gelatinosa sulla Luna, ultimamente proprio di roba aliena ce ne sta sentendo un sacco, ma è uscita quest'altra cosa, poi la roba gelatinosa sulla Luna che non sanno che cos'è, poi stanotte, come sapete, ho fatto il video prima di questo, ragazzi, è caduto un asteroide in Canada, quindi se qualcuno non l'ha visto il video prima di questo, stamattina il primo video è un asteroide che è caduto in Australia e ha fatto una forte scia luminosa davvero grande, hanno sentito un'esplosione davvero forte, quindi non si sa dove sia caduto perché ci stavano poche informazioni e dopo sto cercando di trovare qualche informazione che non riesco a trovare per il momento, diciamo. Quindi diciamo che in questi 2 giorni tutte cose aliene, la massa gelatinosa sulla Luna, mo questo minerale che non si trova, e stanotte è caduto una meteorite in Canada che le persone che io sono andato a vedere su certi Facebook delle persone hanno definito che la notte è diventato giorno. Pensate un po' come era luminoso, che hanno fatto questa dichiarazione, mentre era notte è diventato giorno, quindi ha lasciato una grande scia forte. Quindi ragazzi, dopo se trovo qualche informazione, ripeto, perché non ce ne sono, purtroppo come sempre le devo trovare in siti, diciamo, che non sono italiani in effetti, ma perché qua in Italia non arrivano proprio notizie, quindi le vado a cercare io, si può dire, la maggior parte. Quindi dopo con pazienza cerco di vedere che cos'era questo asteroide che è passato sui cieli del Canada e che poi hanno sentito una forte esplosione. Quindi non so, però cercherò di trovare qualche notizia in più di quella che ho dato già stamattina. Ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti e ci sentiamo dopo con qualche altro video, sempre che di roba strana a finale o terremoto, o alieni o altre cose a finale. Ma no, non è uno shock, in effetti è una scoperta, in effetti l'avevano dal 1951, se ne sono accorti oggi. Cioè questo meteorite è caduto nel 1951. Oggi se ne sono accorti che ci sta un minerale che non esiste né sulla Terra, né su Marte, né sulla Luna. Pensa un poco, chissà da dove viene. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, buon appetito a tutti.